Papa Francesco si rivolge ai sacerdoti durante la messa del Crisma nella Basilica Vaticana. Via ogni brama di possesso, smascherate gli idoli nascosti. Lo sguardo del pontefice è sempre puntato su quanto avviene in Ucraina. Ignazio Ingrao. Con la benedizione degli oli sacri, Papa Francesco apre il Triduo Pasquale, segnato dal deciso appello del pontefice a una tregua del conflitto in Ucraina. Accoglienza dei profughi e difesa dei diritti umani in Europa, queste le richieste rilanciate da Bergoglio in un dialogo con i Gesuiti di Malta pubblicato dalla Civiltà Cattolica. Nell'omelia della messa crismale, il Papa si è rivolto ai sacerdoti, mettendoli in guardia dalla tentazione dell'apparire e dalla cultura dell'effimero. Un sacerdote mondano non è altro che un pagano clericalizzato. La brama del possesso è il terreno fecondo in cui crescono questi idoli. La Chiesa del futuro sarà una Chiesa più spirituale, più povera e meno politica, ha detto Francesco con i Gesuiti, citando Benedetto XVI. E proprio ieri sera Bergoglio è andato a trovare il Papa Emerito, che il 16 aprile compirà 95 anni. E alle polemiche per la scelta di far portare la croce insieme a un'infermiera ucraina e una russa nella Via Crucis del Venerdì Santo, risponde il cardinale Matteo Zuppi. Portare insieme la croce prefigura e rende più vicino il miracolo della pace. Londra continua.